Ecco qui il capitano della squadra dei professori, la partita come sembra il primo tempo? Beh, insomma è stata un po' difficile all'inizio, ma ci stiamo riprendendo e direi che ci stiamo difendendo con onore. Reclamava un rigore non dato, come le pensa? Sono cose che succedono nelle partite, noi rispettiamo gli arbitri, rispettiamo diciamo, la decisione arbitrale, quindi noi non discutiamo sugli arbitri. Mi pare abbastanza corretta come partita. Certo, i ricambi dall'altra parte sono più numerosi, i nostri ricambi sono perché abbiamo l'infermeria piena, ma ci stiamo difendendo con onore, siamo contenti della nostra prestazione, vista anche la nostra età. Un'obiezione anche sul portiere, dei guanti? Il primo portiere che ha giocato con noi, io gli ho detto mettiti i guanti, lui non se li ha messi, dice io riesco lo stesso, in realtà si è tirato dentro un pallone che era parato e un altro una mezza palla, ma insomma sono cose che succedono, incidenti. Sottolineiamo anche i due pali presi. Incidenti di percorso, due pali presi, due bellissimi gol, quindi valgono anche doppio, pensiamo noi, ma comunque questo lo diremo alla fine. Casomai cambieremo il regolamento. Ecco qui l'organizzatrice del torneo, come è andata la partita? Bellissima partita, bello il tifo più che altro dei ragazzi verso i docenti. Correttezza, a parte qualche episodio che è insignificante, ma è stato bello, un bello spettacolo e correttezza da parte dei ragazzi. Ecco, dopo il secondo tempo come è andata la partita? Un po' si scivolava, ha preso molti pali, come è andata? Beh, diciamo che la partita di oggi è stata caratterizzata da tanta sfortuna. Abbiamo giocato abbastanza bene, solo che ci è mancata la realizzazione, soprattutto io, sì, qualche volta un palo e altre volte imprecisione, però devo dire è stata una bella partita, soprattutto corretta, mi sono divertito, corso tanto e siamo stati tutti bene, questa è la cosa che mi rende più contento oggi. Si scivolava molto, magari perché è troppo liscio? Beh, quello sì, ma non è stato il problema determinante. I ragazzi hanno una condizione fisica migliore certamente rispetto a noi, giocano assieme, quindi hanno degli schemi gioco collaudati. Alcuni colleghi li ho conosciuti sul terreno di gioco, quindi è stato comunque un avvenimento positivo, molto importante, mi sono divertito. Vista Prof Rigato, com'è andata la partita? È stanco? No, non ho giocato al pieno delle mie forze per non fare, sapete com'è. Non gli è riuscito il gol lì nel secondo tempo? Sì, ma non so perché, ma si scivolava qua, non so come mai. Troppo liscio e perché? Troppo liscio.
Corremo Drio Pro. Ecco com'è andato il secondo tempo, un po' stanco, lo vedevo lì in difesa, a copertura della zona lì. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Comunque siamo stati anche sfortunati, abbiamo preso 4 pali, quindi sarà per la prossima volta sicuramente. Molta sfortuna sì con i legni e poi il campo scivoloso da parte più vostra. Sì, anche perché non abbiamo le scarpe adatte, quindi ci attrezzeremo per la prossima volta. Intervista Intervista al professor Somma, acclamato dal pubblico, cosa ne pensi della partita? Beh, che c'è stato un po' di lassismo da parte nostra, ma comunque abbiamo reso bene perché in ogni modo visto l'età che ci abbiamo addosso, abbiamo resistito bene, molto molto bene, tranne qualche difetto in attacco, ma comunque possiamo ritenerci molto 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 soddisfatti. Ha preso anche un palo, l'abbiamo vista dentro. È vero, purtroppo sono stato un po' così, ma per mie esigenze fisiche proprio, perché alla fine avevo un po' di scarpe prese in secondo, non sono quelle che uso spesso e volentieri, e quindi fisicamente non sono al top della prestanza fisica, e quindi mi sono dovuto per forza di cose accontentare.